Durante un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nei giorni scorsi in prefettura, si è deciso che tutte le messe in programma dal 3 al 12 luglio prossimi, giornate dedicate alla festa in onore di San Calogero d'Agrigento, si svolgeranno a porte chiuse, saranno trasmesse in TV o attraverso la rete internet. Si era pensato a celebrazioni a porte chiuse e ad un sistema di prenotazione per parteciparvi, una scelta che non avrebbe però evitato, stando alla devozione degli agrigentini nei confronti del Santo Nero, gli assembramenti davanti al santuario. Le difficoltà nella gestione degli intensi flussi di fedeli non consentono allo Stato di far svolgere le tradizionali manifestazioni, quali la benedizione del pane, hanno reso noto dalla Prefettura di Agrigento. Il servizio di ordine pubblico all'esterno del santuario verrà comunque assicurato con adeguati presidi delle forze di polizia e della polizia locale. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Sono stati esaminati tutti gli aspetti dello svolgimento delle manifestazioni celebrative in onore di San Calogero. All'incontro hanno preso parte il questore, i rappresentanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l'assessore comunale Gabriella Battaglia per l'amministrazione comunale di Agrigento, i rappresentanti della Chiesa Agrigentina, Don Melchiorre Vutera, vicario generale dell'Arcidiocesi di Agrigento, e Don Giuseppe Veneziano, il rettore del santuario di San Calogero, nonché l'Associazione dei portatori di San Calogero e della Confraternita.